Buongiorno a tutti. Prima di iniziare la presentazione del progetto del Cammino delle Colline del Prosecco, un breve spot che illustra quello che è questo progetto in maniera molto veloce. Ecco, tutto nasce un anno fa, quando l'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene mi chiamò cercando di identificare una serie di sentieri che unissero, diciamo, tutto il territorio dichiarato patrimonio dell'umanità, quindi delle colline del Prosecco, per intenderci. 40 itinerari distribuiti nei 29 comuni delle 3 aree designate. A metà del percorso circa venne chiamato dalla Regione Veneto e dalla direttrice dell'Associazione Marina Montedoro chiedendomi se c'era la possibilità di unire una serie di questi itinerari concatenandoli al di sopra di quello che è il territorio UNESCO, quindi le vere colline della core zone, come cosiddetta, e adesso ne parleremo di che cosa si tratta di questa core zone. Per me è stato un lavoro anche abbastanza semplice perché ho identificato vecchi sentieri, storici sentieri che attraversano questo territorio e li ho uniti sostanzialmente uno con l'altro per cercare di abbracciare tutto questo territorio. È nato quindi il Cammino delle Colline del Prosecco. Ma prima di affrontare questo argomento vorrei parlarvi del territorio di cui andiamo a discutere. Abbiamo capito quindi che c'è questa nomina delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell'umanità, iscritto nella lista dal 2019, ma dobbiamo tenere presente che sono 3 i territori, li vedete in questa slide. Il verde più chiaro, quello più pallido, è cosiddetto commitment zone, sono delle aree non propriamente dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, ma si agganciano in qualche modo al resto delle aree. Man mano che ci stringiamo vediamo un'area più scura, quindi la buffer zone, quella per intenderci di Susegana, Conegliano, San Pietro di Feletto, ed arriviamo al verde più scuro e lì è veramente il territorio dichiarato UNESCO. Sono 12 comuni, è un territorio unico nel suo genere, lo vediamo da questa foto scattata da Monte Pianezze, una montagna che sovrasta la città di Valdobbiadene. Perché è unico? È un territorio che ha una caratteristica geologica molto particolare. Si tratta di colline a corda. Immaginate la corda di una chitarra, difatti basta guardare in questa foto, ne vediamo 2 di striature, in realtà sono 4 perché si estendono più a destra della foto verso sud. Quindi le corde di una chitarra generano quindi il concetto della collina a corda. In altri termini è chiamato hogback. Per i geologi, magari non so se c'è qualcuno che mi ascolta che ha studiato geologia, sa bene che l'hogback è una caratteristica molto particolare che ritroviamo in poche parti del mondo, in Iran e in 2 località degli Stati Uniti, New Mexico e Colorado. Da noi, nelle nostre zone trevigiane, c'è questa caratteristica, ma ha un aspetto aggiuntivo, che è quello dell'aspetto scenografico, perché sono rivestite di boschi e di vigneti. Altrove, nel resto del mondo, non c'è questa caratteristica, sono terre brulle. Se voi andate a digitare su Wikipedia hogback vedrete delle striature molto simili a queste colline del Prosecco, ma sono prive di vegetazione. Ecco quindi la componente scenografica. Sono 3 gli elementi che hanno concorso alla nomina della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'hogback è la più importante
Poi c'è la presenza dei ciglioni, quindi sono dei grandi pendii molto irti, molto scoscesi, che storicamente caratterizzano queste zone, con terrazzamenti edificati non con muri né a secco né in opera, ma sostanzialmente prendendo la terra, la nuda terra, ed è qui la mano dell'uomo che ha saputo modellare questo splendore di colline. E poi c'è il mosaico. Per il mosaico si intende l'alternanza di colline rivestite di boschi con colline rivestite di vigneti. Ecco che si crea, diciamo, questa unione, questa simbiosi tra l'opera dell'uomo e quello che è la natura, che lascia spazio quindi al bosco. In questa slide, magari è un po' distante, ma se voi focalizzate un attimino la parte centrale, dove vedete quel tratteggio blu, lì abbiamo le colline del Prosecco, l'Ogbeck. Si tratta di una sorta di wafer, immaginate un wafer che si è piegato con i movimenti tettonici, la spinta del continente africano su quello europeo ha creato, diciamo, una sorta di compressione, piegamento. C'è stato un sovrascorrimento da parte delle colline del Prosecco sulla dorsale maggiore, quella per intenderci dorsale che va da Pianezze al Col Vicentin, e sono rimaste così penzolanti, le vedete troncate. Perché sono troncate? Innanzitutto a causa di una lunga faglia che abbraccia la vallata che va da Bassano a Vittorio Veneto, ma soprattutto c'è stata l'erosione, perché queste colline sono costituite sì da materiali duri come marme arenarie, che in loco chiamano dialettalmente salis, ma c'è anche la presenza della argilla, e l'argilla, come ben sapete, è debole, è poco coesa, con la pioggia crolla. Ecco quindi la formazione di vallecole, di valli trasversali, di frane, e la mano dell'uomo è molto importante. In queste colline, se mancasse la mano dell'uomo, ci sarebbe sicuramente una continua presenza di grandi frane. Detto questo, andiamo a valutare come si è creato e come è caratterizzato il cammino delle colline del Prosecco. Ecco, qui vediamo il percorso che ho delineato, partendo ad ovest dal centro abitato di Vidor per arrivare verso est alla città di Vittorio Veneto. Vedete che è un continuo zigzagare del traccia rossa tra le colline, ovviamente, perché abbiamo un saliscendi costante tra piccole colline e anche montagne più elevate. Partiamo da quote di circa 200 metri ad ovest, dove c'è il numero 1, più o meno saliamo a 300 metri, per arrivare verso est al numero 4, dove abbiamo quote ben maggiori, abbiamo 600 metri del Monte Baldo e del Monte Comune. Diciamo che è un saliscendi continuo, ma mediamente in salita. Ecco quindi che io consiglio vivamente di farlo da ovest ad est, anche se in realtà verrà anche proposto nella direzione opposta, sarà poi il camminatore a decidere quale sarà la direzione ideale. Vedete la tabella tecnica, 49,8 km, quindi una distanza che apparentemente è grande, ma in realtà se la dividiamo nelle 4 porzioni, quindi 4 giornate, sono di circa 12 km a giornata, quindi un buon camminatore, anzi ci sono i grandi camminatori che pensano che sia una cosa molto semplice, ma dovete andare al secondo dato, che è quello dell'altimetria. 2265 metri non è da sottovalutare, non sono le altimetrie del cammino di Santiago, qui abbiamo altimetrie da alta montagna. Ecco quindi che viene diviso in 4 giornate. Quali sono le caratteristiche del cammino? Io ho identificato 4 valori: il valore religioso, il valore storico, il valore paesaggistico e, perché no, il valore atletico, proprio in virtù dei dati che ho fatto illustrare prima. Il valore religioso. Qui abbiamo una terra molto antropizzata, c'è tanta storia, una storia di contadini, e vediamo una serie di chiesette che sono magnifiche, sono immerse tra le colline. Abbiamo la possibilità di fare degli scatti fotografici di tutto rispetto, questo è uno di quelli più caratteristici. C'è il caco che abbraccia la chiesetta di Colbertaldo di Vidor.
Ci sono chiesette campestri, sono immerse in mezzo alle vigne, appaiono all'improvviso. C'è questa chiesetta di Santa Lucia, ma c'è anche la chiesetta di San Michele delle Serre. Per andare a vederla bisogna farsi spazio tra le vigne. E poi c'è la chiesetta più bella, la più fotografata, la chiesa di San Vigilio di Col San Martino. È una chiesetta che vedrete molto spesso nelle pubblicazioni pubblicitarie delle nostre colline. Si trova a pochi metri sopra l'abitato ed ha una visuale veramente straordinaria, sia verso le colline ma anche verso il quartiere del Piave, che è tutta l'area pianeggiante che ritroviamo verso sud. E poi ci sono abbazie, ce ne sono due molto importanti, una è l'abbazia di Vidor, l'altra è l'abbazia di Follina, che sono entrambi del XII secolo, entrambe sono state gestite dai benedettini ed entrambe hanno una caratteristica molto particolare, la vedete in foto, le colonne annodate. Le colonne annodate non sono molto note perché sono state costruite presumibilmente, ma non è certo, dai maestri comacini che hanno un'origine antichissima, fin dall'epoca medievale, e poi scompaiono improvvisamente e senza motivo. Erano delle congregazioni molto isolate, avevano un linguaggio tutto loro. Non sappiamo ancora oggi perché avessero fatto questi nodi attorno a queste colonne. C'è chi dice che è l'unione tra la parte terrena e la parte metafisica dell'uomo, ma non abbiamo nessuna scrittura che ne parla. Troviamo le colonne annodate in pochissime località, nella zona della Lombardia, nel Pavese, nel Comasco, qualche raro caso nel nord Europa, e ne abbiamo ben due nelle nostre colline del Prosecco. Abbiamo santuari, qui abbiamo il santuario di Colagù, dove ci sono le spoglie di due santi, Sant'Emilio e Santa Florida, ma abbiamo anche un santuario di Madonna delle Grazie nella zona di Colbertaldo di Vidor, poco a sud-est di Valdobbiadene. E poi tantissimi capitelli. Il capitello è una caratteristica che si trova molto frequentemente nei sentieri di montagna. Avevano sostanzialmente due funzioni: quello religioso, sicuramente per dire una preghiera, soprattutto durante le erogazioni o nel fioretto di maggio, ma anche per tirare il fiato, perché i nostri nonni per percorrere questi spazi, questi sentieri, facevano molta fatica. Durante queste estenuanti camminate avevano bisogno veramente di fermarsi per un attimo a respirare, ed ecco quindi nascere questi punti fiduciari dei capitelli, e se ne ritrovano a decine, se non a centinaia, lungo il cammino. C'è il valore storico del cammino, dicevo prima, quindi valore religioso, valore storico. Il valore storico è rappresentato da una serie di elementi, anche elementi semplici come quelli di una pietra di confine in arenaria, la vedete qui, è del 1693, la troviamo mentre camminiamo. C e B, leggete, ancora quando non c'erano i comuni, c'erano le regole. C sta per Colbertaldo, B per Barbozza, che poi divenne San Pietro di Barbozza. Queste due località poi sono diventate Vidor, comune di Vidor, e comune di Valdobbiadene. Valore storico rappresentato anche dai fortilizi. Qui abbiamo il castello più significativo delle colline del Prosecco, le torri di Credazzo, una storia lunghissima, partita fin dall'epoca più antica, si dice d'epoca romana, sicuramente occupata dalla famiglia da Camino. Ci sono altri fortilizi che si incontrano durante il cammino, ad esempio scendendo verso Vittorio Veneto troviamo la roccaforte dei da Camino, mentre ad ovest troviamo il primo colle che saliamo, il Colle del Castello, lo dice il toponimo. Oggi c'è una chiesa, ma prima c'era il castello della famiglia da Vidor. Quindi famiglia da Vidor, famiglia da Camino, famiglia dei Collalto, che è tuttora attiva, e famiglia dei Brandolini. Sono grandi nomi che hanno fatto la storia di queste colline. Senza contare cosa c'è stato prima. Qui sono passati gli Ungari, sono passati i Longobardi. C'è la linea dei Castellieri, pensate, ancora prima dei Veneti. Queste colline erano occupate dai Paleo-Veneti.
E poi c'è la storia legata all'arte. Ogni chiesa custodisce un'opera d'arte a sé stante. Ci sono pittori locali, pittori che sono stati contadini pittori, ma poi ci sono pittori del calibro del Cima del Conegliano, del Tiziano, di Francesco da Milano, che lo troviamo in questa chiesetta del 400 ad Alfanta, opere straordinarie. Qui siamo nella parte finale del cammino, stiamo entrando a Serravalle di Vittorio Veneto lungo via Piai, una via antichissima, medievale. Poco prima, scendendo dal Monte Baldo, passiamo con un sentiero molto irto vicino ai monconi delle torri che costituivano la città fortificata di Serravalle, la roccaforte della famiglia da Camino, una famiglia molto energica che ha durato soltanto 3 secoli, perché erano dei rompiscatole, andavano a creare litigio con tutti, sono arrivati anche in terra imperiale austriaca e quindi sono automaticamente e inesorabilmente caduti nell'oblio. Questa è una viuzza molto bella, è la parte finale, poi si arriva in questa meravigliosa piazza Flaminio, che è così riccamente decorata. Si parla di Vittorio Veneto, in realtà dovete sapere che Vittorio Veneto è nata recentemente con l'unione di Ceneda e Serravalle. Qui siamo a Serravalle, nell'antica città. Da qui poi l'ultimo strappo finale di qualche centinaio di metri verso il municipio di Vittorio Veneto, dove termina il cammino. E la storia continua con la Grande Guerra. La Grande Guerra, sapete tutti, è stato un dramma per noi, però alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. C'è stata la battaglia di Vittorio Veneto, quella che tutti conosciamo, e questo cammino idealmente ripercorre quella strada che hanno fatto i nostri valorosi militari, che hanno attraversato il Piave tra l'ottobre e il novembre del 1918. Per primi sono stati gli Arditi, lo vedete in foto, questi Arditi che erano detti anche i Caimani del Piave, un po' i Marines dell'epoca, e sono stati loro che sono arrivati a Moriago della battaglia, aprendo la strada poi al resto dell'esercito. E quindi camminare lungo le nostre colline da ovest ad est, ecco perché ho detto consiglio anche da ovest ad est, perché significa ripercorrere quel famosissimo cammino che hanno fatto le nostre truppe verso la battaglia finale di Vittorio Veneto. Questo è un esempio di trincea, di galleria costruita in una delle colline, dovrebbe essere il Monte Moncader, circa a 1/3 della partenza, ed è stata costruita dall'esercito austriaco, perché dovete sapere che fino alla battaglia finale tutte le colline del Prosecco erano territori del nemico. Ecco, e poi c'è l'aspetto paesaggistico. L'aspetto paesaggistico lo vediamo subito dal Colle del Castello, qui da dove è stata scattata questa foto. Guardate che meraviglia, la lunga serie di colline di cui abbiamo parlato prima, dove corre il nostro cammino. Quindi vediamo in un colpo d'occhio quello che sarà il nostro viaggio e la nostra meta finale. Qui è un altro passaggio, siamo poco distanti da Col San Martino, ritroviamo tutti gli elementi di cui abbiamo parlato, quindi l'Ockbeck, quella collina a corda, ritroviamo il mosaico, quindi l'alternanza della vigna con il bosco, e troviamo i ciglioni. Li vedete quei terrazzamenti che sono stati costruiti dalla mano dell'uomo? Bene, quelli sono i famosi ciglioni, che sono uno degli elementi che hanno creato appunto questo patrimonio dell'umanità. Viene percorso in ogni parte, in ogni momento dell'anno, anche alla sera, d'inverno, in autunno, in primavera, in estate, quindi io ho messo questa foto come caratteristica di orario, quindi possiamo avere la possibilità di arrivare fino al tramonto senza tanta paura di perdersi, perché poi molto facilmente possiamo scendere a fondo valle, magari il primo paesotto che incontriamo. E abbassando lo sguardo non è raro incontrare qualche resto di conchiglia, che è il simbolo dell'ambiente marino che ha caratterizzato questo territorio circa 30 milioni di anni fa. Ecco, qui vediamo un'altra prospettiva delle colline a corda, viste dalle alture del dorsale maggiore, delle Prealpi. E poi c'è l'aspetto atletico.
L'aspetto atletico che qui è caratterizzato da questo camminare lungo un sentiero orizzontale, e quindi diciamo tiriamo il fiato per poi ripartire ancora a fare altimetrie. In questa foto da drone vedete l'intera dorsale e potete vedere in colpo d'occhio immediato la presenza delle colline, ma anche delle valli. Ce n'è una centrale che è quella che porta verso Follina, e lì possiamo veramente avere un attimo di respiro, perché non è così banale da affrontare questo cammino. Ecco il perché viene diviso in 4 giornate. Non è banale perché l'ultima montagna, che è questa, il Monte Baldo, ha una notevole altimetria e viene affrontata soltanto se si ha ancora della riserva di carburante, delle gambe che ci possono permettere di salire in quota. Ecco perché è stato disegnato anche un percorso alternativo che è una variante verso nord. Rasenta i laghi di Revine, passa per la via dei Murales di Fratta e Colmaggiore e ci porta a riprendere il cammino a Serravalle di Vittorio Veneto, evitando quindi questa grande altimetria per chi non se la sentisse. Quindi 2 possibilità, ce n'è per tutte le gambe. Ecco, per concludere, come viene pubblicizzato questo progetto? Ci sarà appunto la pubblicazione del cammino sulle mappe tabacco, ce ne saranno 2 che comprenderanno anche i 40 itinerari dei territori aggiuntivi, la realizzazione di un libro che ho scritto personalmente con tutte le mie riflessioni, con tutta la cultura che ho incontrato, un sito web che è lo stesso delle colline del Conegliano Valdobbiadene, che avrà una sezione aggiuntiva di download anche delle tracce GPS, e la stesura della segnaletica, che è un lavoro molto importante e molto impegnativo. La mappa tabacco, come dicevo prima, il libro, il download delle tracce GPS. Ecco, questo è molto importante perché tutti questi itinerari potranno poi essere inseguiti anche con un palmare, con uno smartphone. Uniamo, diciamo, la cultura storica con la tecnologia più moderna. Ecco, concludo con una mia riflessione personale. Il cammino per me ha significato raggiungere il tetto di tutte le mie ricerche di sentieri di montagna. Io sono appassionato di escursionismo, ho scritto diversi libri, soprattutto nella parte delle Prealpi trevigiane, ma percorrere il cammino delle colline del Conegliano Valdobbiadene è un po' il sunto di tutto quello che ho fatto. Durante le mie estenuanti, vorrei dire, ricerche del percorso, ho capito che rispetto a un itinerario normale qui si entra in un mondo un po' diverso. C'è anche la parte metafisica che si incontra. Dopo un certo chilometraggio si entra in una sorta di estasi, non lo so come spiegarlo. Magari viene scoperto quello che è il mal del camminare che forse sta all'interno di ciascuno di noi. Io non lo conoscevo questo perché io per motivi professionali devo continuamente fare un mordi e fuggi in montagna e faccio itinerari molto veloci. Il cammino mi ha comportato di prendermela con calma ed ho scoperto questa parte interiore. Ecco perché ho coniato un aforisma che adesso vi farò vedere e che dà, diciamo, un po' quello che è la caratteristica del cammino. Il cammino è un viaggio, la vita stessa è un viaggio, dunque il cammino è la metafora della nostra vita. Grazie. Grazie.